Covid-19 dilaga nella nostra regione, incidenza sopra 250, terapie intensive sopra la guardia di guardia, 650 positivi nelle ultime 24 ore, l'Eurpa ci classifica regione rossa, Riccardi, zona gialla in arrivo. Partirà dalla stazione ferroviaria, arriverà al Parco della Rimembranza, la manifestazione No Green Pass di Gorizia, 200 metri di corteo con la delusione di Ziberna che chiedeva una manifestazione statica. Faceva arrivare dall'estero prostitute e transessuali occupandosi di tutte le pratiche burocratiche, delle polizze sanitarie e perfino degli slip, nei guai un 61enne di Pasian di Prato. La Regione scende in campo per immettere finanze nel sistema economico regionale, oltre 200 milioni di incentivi alle imprese, mentre la Giunta approva la manovra 2022 da 4 miliardi e mezzo. 4 squadre tra le prime 6, parla Friulano, il girone C di Serie B di calcio a 5 che sabato proporrà un doppio derby al Palacus, Udine City contro Pordenone, seconda e terza in classifica, la capolista Maccan riceve il Palmanova, sesto. Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. In apertura il Covid perché il virus non si ferma, mai così tanti i casi in Friuli Venezia Giulia tornati ai livelli di aprile. Da oggi per l'Europa la nostra regione è rossa. Le conferme arrivano ormai a raffica, a cominciare dal bollettino regionale che registra 6 decessi e un nuovo boom di contagi con 650 positività. Continuano a essere preoccupanti i dati del Covid che riguardano il Friuli Venezia Giulia, sempre più vicino alla zona gialla. A confermarlo sono anche i numeri odierni. Su 7.805 tamponi molecolari, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 609 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,8%. Sui 21.574 test rapidi antigenici realizzati, invece, sono stati riscontrati 41 casi, con una percentuale di positività dello 0,19%. Tutte anziane le persone ispirate, un uomo di 91 anni a Trieste, un uomo di 87 e uno di 86 anni a Pordenone, un uomo di 95 anni a Savogna di Sonzo, una donna di 90 anni a Ronchi dei Legionari, un uomo di 82 anni di Staranzano. Infine sono stabili le ospedalizzazioni, sempre 19 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 127 quelle in cura negli altri reparti. E un'altra conferma arriva dall'Europa, per la quale la nostra regione da oggi è rossa. Lo dice il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che mette il Friuli Venezia Giulia, insieme a Marche, Calabria e provincia di Bolzano, nelle regioni che hanno registrato negli ultimi 14 giorni tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%, oppure tra i 150 e i 500 casi ogni 100.000 abitanti. La mappa conferma che la quarta ondata pandemica si sta allargando nel vecchio continente, con l'Est Europa in una situazione preoccupante per contagi e ricoveri. E un'altra conferma arriva dalla Fondazione Gimbe, che ha rilevato che nell'ultima settimana i contagi Covid in regione sono aumentati del 53%. Peggiora la situazione Covid nella nostra regione. Lo certifica anche la Fondazione Gimbe nel consueto assunto settimanale, che sottolinea come siano aumentati sia l'incidenza che i nuovi casi. Nella settimana tra il 3 e il 9 novembre i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono saliti a 292 e i contagi sono saliti del 53,6%. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, 10% rispetto al limite del 15%, mentre superano tale soglia i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, 11% su un limite del 10%. La quota di popolazione vaccinata è sempre inferiore alla media italiana. In Friuli Venezia Giulia la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 74,5% contro il 76,4% nazionale, a cui aggiungere un ulteriore 2,9% solo con la prima dose media italiana del 2,6%. Notevolmente inferiore al dato nazionale il tasso di copertura vaccinale con dose booster. In regione è del 26,7% contro una media italiana del 39,5%. Migliore performance invece della nostra regione per quanto riguarda il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva, quella per gli immunocompromessi, che è del 47,8% contro una media italiana del 43,1%. Tornando alla diffusione del contagio, sono notevoli le differenze a livello provinciale. L'incidenza nell'ultima settimana è stata infatti a Trieste di 479 ogni 100.000 abitanti, 221 a Gorizia, 121 a Udine e 93 a Pordenone. La zona gialla è dietro l'angolo, ma il vero pericolo è dopo quella gialla arriva l'arancione. Parole del vicepresidente regionale con delega alla salute Riccardo Riccardi, ospite ieri sera a Elettroshock. Oggi noi contiamo contagi che hanno superato le 200 unità,
contiamo 1 migliaio di persone che non ci dicono dove hanno preso il contagio, ci sono dei ricoveri ospedalieri di persone non vaccinate. Io credo che questo, io mi ritrovo molto nelle cose che ha detto il Presidente della Repubblica oggi. Noi stiamo lavorando per contrastare il virus e c'è qualcuno che sta lavorando per contrastare gli strumenti che ci consentono di contrastare il virus. Non mi faccia dire il giorno perché cambierebbe poco, ma io penso che la zona gialla non sia così lontana. Abbiamo 70 letti da coprire nell'area medica, quindi questa è la cruda verità. Il problema però è che la zona gialla determina un impatto, secondo me, abbastanza limitato. Dobbiamo metterci la mascherina uscendo, cosa che oggi non facciamo. Attenzione a quello che può venire avanti, perché se cominciamo a ragionare di altri colori, e io credo, ne abbiamo viste tante nel corso di questi mesi, che comportamenti di questo genere non ci aiutino. E oltre che sull'immediata occupazione di posti letto in terapia intensiva e nelle aree mediche, una nuova emergenza sanitaria per il coronavirus saturerebbe tutti i reparti, togliendo personale alle operazioni di routine e alle sale chirurgiche, creando liste d'attesa e togliendo tempo a chi per malattie degenerative ne ha già poco. Sentiamo. In questo mese noi abbiamo circa 5 volte meno degenti rispetto a gennaio-febbraio di quest'anno. Come diceva prima il vicepresidente, è un effetto come una slavina, solo che adesso il pendio è meno in pendenza, ma sta andando. Noi in ospedale non abbiamo servizi in attesa, tutti i servizi lavorano, per cui non ci sono persone, operatori, medici, infermieri, OS che stanno ad aspettare. Se noi dovessimo aprire altri 9 posti letto di terapia intensiva, 9, 10, 8, insomma, posti letto di terapia intensiva, avremmo bisogno, per coprire il turno sulle 24 ore, di 5 anestesisti. Più gli infermieri, ma facciamo l'esempio degli anestesisti. Se i 5 anestesisti lavorano in terapia intensiva, non vanno in sala operatoria, quindi perdiamo 5 sedute operatorie al giorno. Siccome in una seduta operatoria di interventi grossetti, diciamo, ne facciamo mediamente 2, un po' di più, ma diciamo 2, noi perdiamo 10 interventi al giorno, moltiplicato per 5 giorni di una settimana in cui le sale operatorie lavorano a pieno regime, noi perdiamo 50 pazienti alla settimana e non riusciamo ad operarli. Quindi è molto semplice il conto, non è un aspetto difficile da capire. Dopodiché questo significa 50 pazienti, liste di attesa, malattie che progrediscono, che arrivano a uno stadio più avanzato, che dovranno necessariamente richiedere più esami, più accertamenti quando la slavina si fermerà, ecco, diciamo così. E sono quadruplicati in 3 settimane i casi di positività al Covid riscontrati tra gli asintomatici nelle farmacie della provincia di Udine. Dai 93 della penultima settimana di ottobre sono passati ai 470 nella prima settimana di novembre. Crescita esponenziale di casi di positività al Covid fra persone asintomatiche. Lo rileva l'Ordine dei farmacisti di Udine, il cui presidente Gabriele Beltrame sottolinea che dalla penultima settimana di ottobre alla prima settimana di novembre si è passati da 93 casi a oltre 400 casi di positività. Noi abbiamo riscontrato 470 positivi nella prima settimana di novembre nella nostra regione, 106 solo lunedì. Abbiamo svolto la scorsa settimana in 7 giorni 90.000 tamponi. Purtroppo ci sono delle persone che si presentano forse perché non sono a conoscenza di quella che è, diciamo, la maniera corretta di porsi di fronte al tampone in farmacia, si presentano comunque con sintomi e avvertono il personale dedicato solo dopo aver fatto il tampone. È stato ridotto il percorso della manifestazione No Green Pass attesa sabato a Gorizia, concesso solo un tratto di 500 metri dalla stazione dei treni al Parco della Rimembranza, dove i partecipanti si dovranno fermare. Né Piazza della Vittoria né Casa Rossa. Alla fine la manifestazione No Green Pass, attesa sabato a Gorizia, sarà limitata allo spazio tra la stazione dei treni e Parco della Rimembranza, dove i partecipanti arriveranno dopo aver percorso parte di Corso Italia.
La decisione è arrivata oggi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato a stretto giro dopo la circolare del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Sarà quindi consentito il corteo per circa 500 metri, mentre gli organizzatori dovranno porre almeno una persona, ogni 50 partecipanti, a controllare il rispetto delle distanze e l'eventuale uso di mascherine. Già in mattinata, il sindaco Ziberna aveva auspicato un provvedimento più restrittivo da parte del governo. Il prefetto Raffaele Ricciardi spiega le misure messe in atto. È stato condiviso di individuare una zona che va grosso modo da Parco della Rimembranza a Piazza Vittorio, lungo Corso Italia da un lato e via Duca d'Aosta dall'altra, da interdire allo svolgimento di qualsiasi manifestazione di protesta. La manifestazione di sabato si svolgerà con partenza, come preannunciato dagli organizzatori, dalla stazione centrale ed arrivo in Parco della Rimembranza, dove continuerà in modalità statica. È stato individuato questo percorso proprio per contemperare, come dicevo, esigenze che meritano tutte di essere tutelate. Il consigliere comunale Trevi di Trieste, Ugo Rossi, e Tito De Toni, uno dei portavoce del coordinamento No Green Pass Trieste, risultano tra le 20 persone denunciate per i fatti avvenuti durante e dopo il corteo dello scorso sabato a Trieste. Il reato che viene imputato è manifestazione non autorizzata. I loro nomi compaiono negli atti trasmessi ieri dalla Questura di Trieste alla Procura, che aprirà quindi un fascicolo. Il dottor Antonio Miclavez, radiato dalla Commissione dell'Ordine dei Medici di Udine per essere venuto meno al decoro e alla dignità professionale a causa di alcune affermazioni Novax, avrà 30 giorni per ricorrere alla Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie di Roma. Nel frattempo, il provvedimento, il primo di questo in Friuli Venezia Giulia, sarà sospeso e il medico potrà continuare a svolgere la sua attività in attesa che l'Albo degli Odontoiatri di Udine esprima il suo parere. E si rafforza la sanità pordenonese. ASFO ha deciso di assumere 197 sanitari, 113 infermieri, 76 operatori sociosanitari e 8 fisioterapisti per potenziare l'organico a fronte dell'emergenza Covid, come comunicato dalla direzione regionale. Una mossa che però non soddisfa i sindacati, visto che le assunzioni che riguardano gli infermieri saranno a scadenza e non a tempo indeterminato. Passiamo alla cronaca. Un uomo di 61 anni di Pasian di Prato è stato rinviato a giudizio per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Aveva fatto arrivare da 5 donne e 3 transessuali dal Sud America. Una sorta di agenzia per far entrare dal Sud America e dall'Est Europa donne e transessuali per farli prostituire, procurando loro polizza sanitaria, biglietto aereo e finanche la biancheria intima. Di questo è accusato Dino Agosto, 60 anni, residente a Pasian di Prato, rinviato oggi a giudizio per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione dal GUP di Udine Emanuele Lazzaro. Stando alle indagini, l'uomo avrebbe fatto arrivare in Friuli 5 donne, 3 colombiane e 2 ucraine, e 3 transessuali, tra i quali un venezuelano e un brasiliano, allo scopo di far esercitare loro il mestiere più antico del mondo. Agosto si sarebbe occupato tra il 2018 e il 2019 di tutte le incombenze, provvedendo anche alle fotografie e al testo degli annunci da pubblicare sui siti di incontri online. In alcuni casi le persone sarebbero state ospitate nella sua abitazione e, per non farli notare dai vicini, sarebbe andato lui personalmente a fare la spesa per conto loro. Agosto è accusato anche di aver ferito un transessuale, spingendolo contro un muro per costringerlo a pagare. Lo stesso GUP ha invece disposto in non luogo a procedere per un 63enne residente a Udine che si occupava esclusivamente della pubblicazione degli annunci online dietro compenso. Questo comportamento, spiega il difensore dell'uomo, l'avvocato Maria Elena Giunchi, non è penalmente rilevante e in altre occasioni il Tribunale di Udine ha assolto i miei assistiti accusati della medesima condotta. 4 anni di reclusione per 52 grammi di cocaina è la pena inflitta oggi con il rito abbreviato dal GUP di Udine Emanuele Lazzaro a un trentenne friulano accusato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. La droga era stata scoperta lo scorso maggio a Gemona durante un controllo. Nelle sue disponibilità c'erano anche un bilancino e una somma di denaro. Il suo difensore, l'avvocato Federica Zambon, aveva sostenuto che la cocaina era in parte detenuta per uso personale. Le possibili infiltrazioni della malavita organizzata in Friuli Venezia Giulia, in particolare dopo gli episodi per le risse a Bibione e la Tisana. La Commissione parlamentare antimafia ha fatto tappa oggi a Trieste.
Il fenomeno camorra nel nord-est e gli sviluppi delle indagini dopo i 9 arresti per estorsione con l'aggravante del metodo mafioso di metà settembre per le risse tra Ambulante a Bibione e La Tisana. La commissione antimafia ha fatto tappa oggi e resterà fino a domani a Trieste, dove incontrerà i vertici delle forze dell'ordine e delle procure, anche la DIA, con particolare attenzione al porto, visto che sarà udito anche il presidente dell'Authority Zeno D'Agostino e i direttori delle dogane di Trieste Lucia Napolitano e delle dogane e monopoli Davide Bellosi. L'obiettivo della commissione, composta da deputati e senatori e presieduta in questi giorni da Marco Pellegrini, ha come scopo quello di ascoltare per capire cosa è stato fatto e cosa si sta facendo. Un aspetto fondamentale viene dato alla prevenzione. Il Friuli Venezia Giulia non viene considerato un territorio dove c'è una forte presenza della mafia, ma un territorio dove potrebbe esserci delle infiltrazioni. Per questo la politica ascolta e recepisce, mettendosi a disposizione delle autorità con lo scopo di diffondere la cultura della legalità. Secondo incidente mortale in meno di 24 ore sulla A4 nella tratta veneta, con le stesse modalità di quello di ieri. A perdere la vita oggi un 60enne di Trivignano Udinese, Stefano Pantanali, il cui furgone si è schiantato sul retro di un camion. Il furgoncino si è incastrato sotto il mezzo pesante, non lasciando speranza al conducente. L'incidente, avvenuto all'altezza dello svincolo di Portogruaro, ha portato alla chiusura dell'uscita fino alle 16:30. Ed è stato trovato oggi senza vita il corpo di Stefan Verongalli, il 50enne diportista di Conegliano, naufragato lunedì nel Golfo di Trieste. Il cadavere è stato individuato ancora a bordo del nattante, affondato all'interno dei filari di Miticoltura che si trovano a sud-ovest del castello di Duino. Lunedì, dopo l'SOS lanciato attraverso una chiamata e un cantiere nautico monfalconese, era stato recuperato il corpo senza vita del padre, Vittorio, di 80 anni. L'imbarcazione sulla quale i due viaggiavano era rimasta incastrata in posizione verticale, a metà altezza rispetto al fondale. È stata individuata grazie al sonar a bordo del mezzo dei vigili del fuoco. E un uomo di 56 anni di Tolmezzo si è infortunato nel pomeriggio cadendo sul sentiero che conduce alla falesia del Tetto Araveo. Ha perso l'equilibrio cadendo per 4 metri d'altezza e riportando diversi traumi. Sul posto c'erano altri arrampicatori, tra cui un tecnico del soccorso alpino che ha allertato il NUE 112 e gli ha prestato i primi soccorsi. L'uomo è stato poi recuperato dall'elisoccorso regionale che lo ha stabilizzato e trasportato in ospedale. E una violenta rissa è scoppiata nel pomeriggio a Udine in via Pozzuolo fra 2 famiglie di nomadi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno trovato solo alcuni dei partecipanti alla zuffa completamente ubriachi. Sono stati portati in ospedale per i rilievi e per le lievi ferite. E la Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato oltre 28.000 litri di gasolio introdotto di contrabbando in Italia attraverso il confine di Tarvisio. Il carico illecito, spacciato come olio anticorrosivo per evadere le imposte, è stato intercettato nell'area di servizio di Gonars Nord. I finanzieri hanno sequestrato l'auto articolato e gli smartphone degli autisti. Sono scattate sanzioni per complessivi 9.000 euro in relazione al trasporto di merci pericolose senza alcuna delle misure di sicurezza previste. Negli ultimi mesi, con il coordinamento della Procura di Udine, le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 180.000 litri di gasolio e benzina, 16 auto articolati e svariati cellulari. Sono state denunciate 13 persone. Rotoballe e fieno lanciate nel fossato, staccionate rotte, cartelli turistici imbrattati con scritte ingiuriose. Caccia ai vandali che a Palmanova negli ultimi giorni si sono divertiti danneggiando l'arredo pubblico intorno alle mura della città fortezza, in particolare sul bastione Garzoni e su quello Foscarini. I fatti si sono svolti in più riprese, spesso nelle ore notturne, lungo tutte le fortificazioni UNESCO. E di 4 milioni e mezzo di euro il valore della manovra di stabilità per il 2022 approvata dalla Giunta regionale. Per gran parte i fondi sono destinati alla sanità. Oggi in Giunta regionale abbiamo approvato la manovra di stabilità per il 2022. Si tratta di 4 miliardi 650 milioni a vantaggio di tutti i comparti della nostra regione. 160 milioni in più già rispetto alla finanziaria dell'anno scorso. Riteniamo che per sostenere la crescita sia necessario garantire non soltanto la liquidità ma anche il finanziamento delle linee contributive, dei canali di intervento che gli assessori hanno già messo in campo in quest'anno di pandemia e non solo. L'obiettivo della Giunta regionale è quello di sostenere quindi la crescita mediante investimenti, iniziative. Le opposizioni in Consiglio regionale si riuniscono per chiedere chiarezza e una regia unica sulla destinazione dei fondi in arrivo in Friuli Venezia Giulia tra PNRR ed Europa.
Oggi sembra che ci sia una sperequazione fra territori, che ci siano aree e città dove ci sono progetti ben specifici che vengono finanziati per risorse importanti, altre aree invece che non vengono minimamente citate. Allora vogliamo capire se è una questione di tempo, se prima o poi queste risorse arriveranno, se sono stati presentati dei progetti o se invece altri territori non sono stati coinvolti. Questo io credo sia un elemento fondamentale, quindi vogliamo chiedere chiarezza con incontri periodici e una informativa anche trasparente ai nostri cittadini. Dal momento in cui è stato formato il tavolo per la terza ripartenza, fortemente voluto dal sottoscritto come primo firmatario di una richiesta in Consiglio regionale, approvato all'unanimità, messo in piedi dal Presidente Zanin, quel tavolo si è riunito, ha dato una serie di indicazioni e poi fine. Né una commissione in Consiglio regionale, né un'informativa vera, nulla di nulla, non si sa più niente. Allora io penso che davanti a una tale massa di denaro, al futuro della nostra regione che deve essere ulteriormente ridisegnato anche alla luce di questa pandemia e non solo, quindi la situazione economica, si debba avere una risposta. Il calendario con la programmazione degli incentivi alle imprese è stato presentato oggi dalla Regione, che ha messo nero su bianco le tappe dei bandi per i prossimi 14 mesi, presentandole agli imprenditori dei diversi settori economici. Sul piatto oltre 200 milioni tra risorse regionali, fondi comunitari e ristori dello Stato. Da oggi sarà più facile per le imprese del Friuli Venezia Giulia accedere ai tantissimi incentivi in programma nei prossimi 14 mesi. A mettere loro a disposizione una bussola è la Regione, che ha stilato un dettagliato calendario sul fronte dei bandi, presentato oggi direttamente agli imprenditori. 380 imprese del Friuli Venezia Giulia collegate a questo importante appuntamento. Quello che ci era stato chiesto e ci viene chiesto costantemente dalle imprese è semplificate. Lo stiamo facendo con determinazione. Io sto chiedendo ai miei dirigenti di rendere testi leggibili, testi applicabili e soprattutto mettere le risorse nelle tasche degli imprenditori con tempi umani. Sul piatto 107 milioni di euro della legge di stabilità regionale, aumentabili, 125 milioni dalla programmazione comunitaria per i prossimi 7 anni e 15,5 milioni di ristori statali. Per tutti i settori, industria, commercio, artigianato, mondo della cooperazione, turismo. Ecco, per trimestri verranno evidenziati i bandi che usciranno, quando usciranno l'oggetto, la dotazione. Questo permetterà agli imprenditori di programmare le proprie attività, le proprie esigenze, insomma. Quindi un passo avanti importante. A fare da front office sarà l'Agenzia Sviluppo Impresa, pronta a dare immediate risposte alle aziende. La regionalizzazione delle scuole e le aree protette, questi i temi al centro dei lavori del Consiglio regionale di oggi. Pochi dubbi se regionalizzare la scuola, visioni però diverse che hanno comunque portato all'approvazione della mozione di Giuseppe Sibau da parte del Consiglio regionale. Con i voti della sola maggioranza proseguono i lavori d'aula che si sono aperti con una discussione articolata con il PD, che alla fine ha scelto di non partecipare al voto e che aveva chiesto un confronto maggiore nelle commissioni. Il Movimento 5 Stelle ha auspicato un percorso di ascolto evitando conflitti istituzionali con l'ufficio scolastico regionale. L'assessore Alessia Rosolena ha sottolineato che sono per una scuola pubblica statale con convinzione. Abbiamo scelto un percorso diverso rispetto a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Noi non selezioneremo il personale, ma acquisiremo l'ufficio scolastico regionale e le rispettive funzioni con una clausola di delega amministrativa. E il tema nuovo rispetto alla scorsa legislatura aggiunto è il riconoscimento di una maggiore autonomia in materia di istruzione tecnica superiore da adeguare alle esigenze del territorio. L'Aula ha poi iniziato la discussione della norma che tutela le aree protette e le biodiversità, con l'approvazione attesa in serata. La legge, secondo la maggioranza, ha lo scopo di salvaguardare l'ambiente con un quadro legislativo organico, una norma per le opposizioni poco incisiva. Torniamo a parlare di Covid perché medici e infermieri entrano nelle scuole di Udine dopo alcune positività riscontrate al collegio di Messe di Udine, tra le suore e alcuni genitori degli studenti. Il servizio di igiene e sanità pubblica di ASUF ha disposto tamponi su tutte le classi medie ed elementari presenti nell'istituto scolastico di Via Treppo. Saranno sottoposti al test gli alunni e il personale scolastico. Chi non si sottoporrà nell'istituto sarà molto probabilmente sottoposto in quarantena preventiva, chiesta la sottoscrizione della liberatoria dall'azienda sanitaria. Molto probabilmente si tratta del primo screening effettuato in un istituto scolastico. In queste ore, intanto, le famiglie coinvolte stanno ricevendo la documentazione da sottoscrivere.
E intanto Italo collegherà Udine a Milano senza cambi intermedi. Dal 12 dicembre, in occasione del cambio ferroviario, la società avvierà 2 servizi al giorno. Ci sarà un treno in partenza da Udine alle 7:16 con arrivo a Milano Centrale alle 11:25. In direzione Udine invece il treno partirà da Milano Centrale alle 17:35. In questa fase di ripartenza Italo ha deciso di puntare anche sulla Udine-Roma-Napoli, che sarà prolungata fino a Salerno. Parliamo ora del meteo, una temperatura più alta della media di 6 gradi centigradi e a pochi decimi dal record storico. Un'estate di San Martino straordinaria, quella di oggi, da attribuire al riscaldamento globale sempre più presente nella nostra quotidianità, ma già nel weekend arriva il maltempo. La giornata di oggi ha visto temperature eccezionalmente alte sulla nostra regione, tant'è vero che siamo arrivati a pochissimi decimi dei record assoluti riguardo le temperature massime della seconda decade. In questo periodo dell'anno dovremmo avere temperature massime dell'ordine dei 12-13 gradi sulla nostra pianura e costa. Invece oggi siamo andati agevolmente sopra i 19-20 gradi, cosa accaduta davvero poche volte in passato. Da sottolineare che comunque sia questo caldo possiamo effettivamente attribuirlo al riscaldamento globale, visto che ormai è sotto gli occhi di tutti la frequenza soprattutto di questi record assoluti di caldo e comunque sia, se non li battiamo, andiamo molto spesso vicini a essi. Da dire che nei prossimi giorni ci sarà un certo peggioramento del tempo piuttosto rapido tra la fine della giornata di sabato e la prima parte di quella di domenica. Comunque sia, l'inverno è ancora piuttosto lontano, visto che ancora ci possiamo attendere temperature non così fredde, sempre in relazione al periodo anche nelle prossime settimane. Si terrà domenica la giornata internazionale del povero indetta da Papa Francesco. Secondo gli studi nazionali della Caritas, i poveri sono mediamente sempre più giovani con sempre maggiori difficoltà nell'accesso al mondo del lavoro. Domenica si celebrerà la giornata del povero. Qual è il programma? Quali sono gli obiettivi di questo momento di riflessione? La giornata del povero è stata indetta dal Papa Francesco perché ci sono sempre 2 aspetti, no? Nell'osservare la realtà e anche la nostra società. Il primo aspetto è quello delle persone, ecco, quindi si chiama giornata dei poveri perché non sempre le povertà riescono a tenere presente che ci sono delle persone concrete. E poi ci sono le povertà che sono oggetto di un'analisi sociale, sociologica, oculata quindi attraverso le inchieste, attraverso i numeri, ma anche attraverso la qualità anche delle riflessioni sui numeri che vengono dati. La Tisana si anima con la Fiera di San Martino, la tradizionale manifestazione novembrina che lo scorso anno era stata sospesa a causa della pandemia. Dopo la pausa forzata del 2020 a causa della pandemia, la Tisana si è nuovamente animata con la Fiera di San Martino che, organizzata dal Comune della Prola Tisana, proseguirà fino al 15 novembre. Un'occasione di svago per le famiglie al tempo stesso di promozione delle attività economiche e produttive della città, come ha sottolineato il sindaco Lanfranco Sette, che, accompagnato dai rappresentanti della Giunta, ha tagliato il nastro della manifestazione in piazza Matteotti con i colori delle giostre sullo sfondo. La manifestazione prevede, oltre al Luna Park, la presenza di stand enogastronomici, la chiusura al traffico per sabato e domenica di strade e piazze del centro per dare spazio al mercato, agli hobbisti, ai commercianti che potranno esporre i prodotti all'esterno delle loro attività. La festa della zucca e vin novello, nella tensostruttura allestita in piazza Indipendenza, dove si potranno degustare prodotti enogastronomici tipici del territorio preparati dai volontari dei comitati delle foghere di Sabbionera, La Tisanotte e Pertegada. Per l'accesso agli stand, dove sarà fornito il servizio ristorazione, sarà necessario Green Pass, mentre nell'area delle giostre il controllo sarà direttamente gestito dai titolari o responsabili delle attrazioni. Con 4 squadre tra le prime 6 in classifica parla Friulano il girone C di Serie B di calcio a 5 che sabato proporrà un doppio derby al Palacus Udine City contro Pordenone, seconda e terza in classifica. La capolista Maccan riceve il Palmanova sesto, se ne parla tra poco a Sport FVG, spazio anche al calcio con l'Udinese che ha già recuperato Udoglie e al pugilato. È tutto per l'edizione di questa sera, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata con Telefriuli.